Gentili amiche, cari amici, buongiorno da Andrea e da Domenica, che barba! È l'11 d'agosto, è una data che non ricorda grandi eventi, ma agosto è sempre un mese delle sventure, un mese dove si ricorda gli anni 80 degli attentati di cui abbiamo parlato. Qua ci si ricorda del caldo, oggi è una giornata rovente in tutta l'Italia. Non parliamo delle isole, dove ieri il termometro del mio amico Marco, di cui non dico il cognome per privacy, ha misurato 47 gradi in Sardegna, a Villa Simius. Mentre cerchiamo di accendere un po' di sfondo musicale, oggi daremo spazio a una grande radio che si occupa di un grande gruppo, le Ferrovie dello Stato. Questa è FS News, la potete ascoltare a bordo dei treni in servizio in Italia del Freccia Rossa e Freccia Bianca. Non lo so, perché non vi danno mica tutto più Freccia Bianca, perché pagate troppo poco, non vi rapinano abbastanza. E a proposito del foglio del caldo, tutti in un'estate, questa è un'immagine fotografata dell'Etna in Sicilia. La Sicilia è piagata dai rifiuti, incendi, collegamenti fatiscenti e cenere dell'Etna, mancano solo le locuste. Questa è la situazione in cui non leggerò, ma dal cielo, oltre le lapili dell'Etna, piove disperazione, non c'è una goccia d'acqua capace di ristorare i campi rimasti incolti. Non voglio cominciare a leggere prima di farmi la barba, però partendo dal caldo vi dico che il settore della zootecnia è fra i più sofferenti per la mancanza di acqua. Le bestie scampate alla brucellosi, sempre più insidiosa, finiscono macellate. Quindi questo è quanto, ma andiamo a preparare la rasatura in questa giornata rovente. Abbiamo un prodotto Argan Oil, oggi andiamo a fare il pre-barba con questo olio d'argan preso dalla parte femminile del mobiletto, che condivido con il resto della famiglia. È un prodotto molto interessante, ragionevolmente, che proveremo. Andiamo a bagnare il viso, la barba di alcuni giorni va mal fatta, come sempre, però la prendiamo per buona. Comunque sia, è una barba che va chiaramente con una piccolissima percentuale di olio, che già è probabilmente esagerata. Andiamo a massaggiare il viso e vediamo se effettivamente questi pre-barba, che sono rarissimi, si trovano poco perché sono poco richiesti. Ci sono alcuni detrattori che sostengono che il pre-barba non serve a niente. Mi sembra strano che chi produce prodotti per rasatura investe milioni, non piccoli produttori ma grandi aziende, per la cura della pelle, per vendere prodotti a prezzi altissimi. Non si è riuscito a bucare nel campo della rasatura diciamo l'argomento della preparazione del pelo. È normale che sia necessario, dunque l'olio unge, ve lo dico già, le mani sono unte, eccole qua, abbiamo le mani unte, non le mani pulite, eccole qua, quindi fatene un uso moderato, se no poi vi schizza il rasoio. Se vi fate la barba con mano libera e vi schizza a mano libera, vi aprite la faccia, quindi occhio a usare con parsimonia questo olio di argan, sicuramente buono per le scottature e anche per le lesioni di altre parti della vostra anima, ecco. Quindi non risparmiatevi, ma non usatene troppo, se no fate la fine. Qua ho Ellie Schlein che mi guarda e si sta chiedendo cosa sto facendo, eccolo qua, ve la faccio vedere mentre l'olio si sta dando da fare per preparare la nostra rasatura. Ellie sta guardando alcuni sondaggi, si sente poco, si vede poco, forse in vacanza, probabilmente altro di meglio da fare, non ci sono elezioni, quindi evidentemente completamente disinteressata a quello che dicono i giornali di lei e del suo partito. La salutiamo, la rimettiamo nello scaffale accanto al Floyd, che è una posizione che probabilmente la rassicura, mentre io non ho massaggiato tantissimo, proprio come vi ho detto, per evitare di ungermi troppo, ma in ogni caso il viso risulta traslucido come una focaccia che avete acquistato in una panetteria a Sestri o Nervi, o anche in una panetteria di Pegli in provincia di Genova. Oggi andiamo allora a preparare la nostra rasatura con qualcosa che sa di dirompente. Qua è V for Vendetta, vedete questo prodotto, non ci resta che guardarci allo specchio. Vedete il viso di Anonymous, un po' inquietante. Questo è il P671 prodotto dal Ceon Funshin da Torino, che è un vegetale triplo con calamina, eccolo qua, guardatelo qua, calamina. Quindi se riesco a mettere a fuoco mentre Annalisa sulle onde di FS Radio, no? Questa è Madame che canta aranciata, quindi insomma prendete per buono non quello che vi dico io, ma quello che sentite, perché Madame è molto meglio di Annalisa e comunque se la giocano, diciamo, se la giocano verso il basso naturalmente nel panorama drammatico della musica italiana. E quindi andiamo a montare. Ecco, io vi faccio vedere, questo è un regalo di Vincenzo Pitrelli, che saluto con affetto, vedete ne rimane giusto
la chierica, quella che si vede dietro le teste, così desolate dagli anni come la mia, c'è il buco del culo della gallina. Poi invece abbiamo la fine di un prodotto, peraltro che garantirà ancora molte rosettora. Are you with me? Questo è un pezzo bellissimo del 2014 invece, che tira un po' sul morale, senza le solite cantilene nelle pubblicità, che sono anche il loro bello dell'Italia di provincia, di queste radioline che io vi suggerisco per evitare che voi dobbiate soltanto essere vittime della musica che passa in streaming o su YouTube, ma anche ascoltare quello che è il paese reale, paesi che si svuotano, la piccola Italia. Hanno chiuso nei paesi sotto i 15.000 abitanti 10.000 attività negli ultimi anni, insomma, negli ultimi 4-5 anni, insomma, un disastro totale. Il pennello è un Omega 100% puro tasso, Barber Pole Edition, i colori smaglianti di queste resine molto belle che danno un pennello tricolore con una fascia del povero tasso squartato, anzi spellato dopo essere stato catturato, che fa ragione di noi rasatori in maniera un po', insomma, un po' criminosa, lasciatemi dire, ma il pennello di tasso ha il suo bello, pure rima con pennello, e quindi non andiamo a farci troppe seghe mentali, andiamo a montare. Quest'oggi, in questa giornata, io comincio per andare avanti, perché se no qua cominciamo a leggere, diventa tardi, fa caldo, è quasi l'ora del pranzo, non tanto per me, che io insomma, non voglio fare neanche aspettare i commensali, il resto della famiglia, ma insomma più che altro voglio che voi nel pomeriggio, quando potete godere, se vorrete, in spiaggia con i vostri telefonini, con i display sparati, perché sotto il sole sono pochi i device che riescono a farvi visionare come si deve i video, potete godere di un video. Non ci fermiamo mai, avete visto i palinsesti televisivi, si ferma anche Diego Bianchi, Propaganda Live, mi fermo da un mese, chissà dov'è, sarà Palinuro, sarà tornato a Cutro, starà studiando i suoi palinsesti, ma se vogliamo proprio partire da chi fa finta di lavorare in condizioni estreme, partiamo dal chi se ne frega, lo vedete alle spalle, MDF, abbiamo Maria De Filippi, adesso vi faccio vedere prima di montare, perché è ridicolo che oggi pubblichi, oggi in edicola, oltretutto con 9,90 anche 2 mazzi di carte Modiano, quindi se volete comprare le carte a buon prezzo anche il giornale, così potete leggere Maria De Filippi che, devastata, vedete, dal dolore della perdita del marito, ma questo non vuol dire nulla, è con il figlio Gabriele a bordo di uno yacht che vale lui 4,3 milioni lo yacht, ma lei paga soltanto un affitto. Qua è bello perché siamo sotto un po' sulle spese, e paga soltanto 20.000 euro al giorno per noleggiare questa barca, la signora De Filippi. Però non ce ne frega niente, anche se le pubblicate, io ve le dico queste cose, non dovrei, perché sono le cose che fanno pensare. Quindi voi con 20.000 euro quanto campate? Beh, non lo so, c'è gente che campa con 20.000 euro all'anno, quindi insomma, e non sono pochi, insomma, il classico 1.500 euro al mese di stipendio, poi se li fuma in un giorno sullo yacht, con buona pace del suo marito, insomma, e di lui seconda moglie. Lui chiaramente a Maurizio Costanzo, sapete, in bagno di intanto, perché sento molto asciutto. Era stato sposato in precedenti nozze, qualcuno si ricorda con chi? Ecco, indovinello del giorno, con chi fu sposato Maurizio Costanzo? Non me lo ricordo più, cioè, lo so benissimo ma non mi sovviene, quindi non prendetemi, non datemi del incoglionito, qua un po' sono effettivamente, ma al di là di quello, quindi. Però quello che a me preme oggi ricordare è la scomparsa di Lino Iannuzzi, politico, giornalista, molto amico dei radicali, che in un bellissimo affresco di cui vi darò lettura, spero rapida, ma che mi preme farvi godere, è un pezzo tratto da un ritratto che fece Mattia Feltri quando compì 70 anni, lui è morto a 96, quindi insomma un po' di anni fa, scrisse un lungo articolo sugli Iannuzzi per il Foglio che oggi viene riproposto alla sua morte, molto interessante, un caro saluto, liberale, libertario e soprattutto goliardo, quindi se avete pazienza e vorrete, io sarò ben lieto di raccontarvi chi era. Mentre vado a depositare altrove il vasetto della crema P671 V for Vendetta e vado a montare un viso che percepisco perennemente asciutto, troppo, per questa crema vegetale da barba. Saluto così l'amico Alessio Herrera, saluto anche l'amico Vittore, il quale molto gentilmente l'altro giorno ha ripreso pubblicando sul mio profilo il video della scorsa domenica. Io mi sono premurato di sottolineare che io non pubblico sulla mia pagina Facebook i miei video, perché tengo separata la mia identità, scusate, con quelli che sono gli svaghi, perché la vita è fatta di 2 parti, c'è la vita
questo sapone però non va assolutamente bene, secondo me richiede assolutamente una maggiore iniezione di acqua, perché sennò è inutile stare lì a girare, vedete, non ha montato nulla. È vero che i vegetali sono fatti un po' così, come si dice. Quindi nel salutare anche Matteo Preda, gli amici di Shebinglandia, stamattina tutti dietro Matteo Preda e anche e Alex Nurse, che saluto, emozionati per questo lupo, questo rasoio testè arrivato dai rasoi Goodfellas. Qualcuno mi spieghi che cos'è, Alex me lo dirà. Alex, ti ringrazio, perché anche nei momenti di minore entusiasmo, lui è il mio sostenitore, avanzano lentamente, peggio delle truppe ucraine in Russia, le visualizzazioni, gli iscritti al mio canale, chiaramente rivolto a un pubblico che adesso non ha altro in mente se non l'acqua gym, oppure l'attività nei villaggi, oppure magari anche la vita solitaria sulle Alpi piemontesi, oppure in Appennino centrale, in Abruzzo, nella piena del Fucino, e assolutamente non ha chiaramente nessun interesse a farsi rovinare la giornata dal mainstream, che nonostante l'attività politica sia praticamente chiusa, perché la Camera dei Deputati e il Senato chiudono per ferie anche loro. Ieri c'erano ancora al lavoro il ministro Nordio. Allora, se vogliamo proprio andare avanti, Forza Italia, Tajani contro il DDL giustizia, saremo brevi. Allora il governo, chiaramente, su queste tre gambe che non sono mai d'accordo, non vanno mai d'accordo una con l'altra. Abbiamo una fase molto garantista da parte di Forza Italia, come sempre è stata, un po' securitaria invece da parte di Lega e di Fratelli d'Italia, quindi abolizione dell'abuso d'ufficio. Quindi abuso d'ufficio sono i funzionari pubblici e politici che potranno non pagare più per le loro malefatte. Non è una bella cosa da parte di un governo, ma si sa, questi si fanno i cazzi loro e proteggono loro stessi, chiaramente, non certo il diritto e la legalità. E uno dei problemi, oltretutto, è la legge Severino, nella quale era incappato Silvio Berlusconi per il processo in falso in bilancio, quindi la famiglia Berlusconi, Marina, Pier Silvio, nonché il soldato Giorgio Mulè, ex direttore del Panorama, e altri politici stanno cercando di rafforzare il concetto di legalità, quindi sulla carcerazione preventiva. Non sono d'accordo, in ogni caso andrà al Quirinale il ministro della giustizia Nordio, ma dice che non teme quella visita, mentre questo vegetale, pur non montando alla stragrande, credo che stia lavorando invece bene in combinazione con l'Argan. Non lo so, che non è Giulio Carlo Argan, che fu quel grandissimo esperto che venne preso letteralmente per il culo 40 anni fa. Sono 40 anni che furono ritrovate nel fosso al quartiere Venezia di Livorno le 3 teste finte di Modigliani. Il mondo venne preso in giro, questi 3 amici ancora oggi vanno in vacanza insieme, si divertono, raccontano di quello sberleffo da rileggere. Chi non avesse vissuto quell'attimo, così proprio si rese conto che il nostro mondo accademico è veramente un po' ridicolo. In ogni caso fu una burla meravigliosa che venne fatta molto bene, così, costruita dalle finte teste attribuite al maestro Modigliani, commemorato in quei giorni a Livorno, nei suoi 100 anni, adesso non mi ricordo più. In ogni caso fu veramente straordinario. Io adesso credo che i miei passaggi possono essere considerati sufficienti. E garantismo, ecco, non voglio adesso, mentre ferro il rasoio, prendere in mano il foglio, tra alcuni articoli illeggibili, alcuni articoli sulla sabbia che mi hanno interessato poco. A proposito di garantismo, la campagna di Claudio Cerasa, direttore e garantista chiaramente del Foglio Quotidiano, si fa vedere una bella immagine di un articolo che non vi leggerò perché questi qua sono in questo mondo di sabbia, un articolo che non è interessante, è inutile parlarne. Quindi non ve ne farò cenno, ma ve lo farò vedere una bella illustrazione. Sembrano quelle copertine della domenica del Corriere che si pubblicavano negli anni 60, diciamo, no? In nome del popolo italiano. Mi metto dall'altra parte perché è vero che la luce è garantita da un illuminatore. Qua abbiamo nel film In nome del popolo italiano, Tognazzi è un magistrato che vuole punire più che un reato l'antropologia disgustosa che gli appare incarnata da Vittorio Gassman. Eccolo qua, vedete l'illustrazione? Ve la faccio vedere perché è pregevole, un bellissimo film, io vi invito a guardarlo perché questo è un pezzo di Pierluigi Battista, ottima firma del Foglio, ma non sono qui per leggere, ripeto, prima di radermi, prima che il prodotto si asciughi troppo in viso. Andiamo a raderci con cosa? Eccolo qua, Razorok Black Hawk 2, Razorok, eccolo qua. No, forse era Razorok il lupo, scusate, non era Goodfellas, forse era Razorok, raccontatemi e datemi delle precisazioni. Rasoio mono hedge, come vedete un lato solo, che viene
con un peso, vi si presenta un peso molto leggero, molto dinamico e quindi molto maneggevole, con una lunghezza non esagerata, che vi metto qua in prospettiva col mio occhio, eccolo qua per darvi un po' l'idea del rapporto che può avere col viso, mentre le lame sono necessariamente delle Titan Captain Titan Mild. Voi sapete, il carrellino magico con uno spostamento prima alla mia destra e poi alla mia sinistra in direzione finestra, eccola qua, viene una lama e si propone una lama chirurgica, come vedete, che conoscete, molto molto ultimativa, che taglia in una maniera straordinaria, sono lame piuttosto costose. L'amico Alessio, che saluto, consiglio di usarle anche 5-6 volte, io ho provato a usarle 2 e la seconda volta già mi sono divertito meno della prima, e quindi non dico che la userò una volta sola per non passare per consumista, ma certamente mi premurerò di usare almeno 2. Apro e divido il rasoio, fa molto caldo oggi nel bagno, sono chiuso dentro, quindi fa caldo, quindi cercherò di sopravvivere e di essere soprattutto breve. Andiamo ad accoppiare la lama, a saldare, vedete la rastrematura qua, come rientra in questo pezzo ben forgiato di un materiale che non ho capito qual è, ma un materiale molto interessante. Una volta ben chiuso, questa è l'esposizione che vi faccio vedere, interessantissima, della nostra Kai Captain Titan Mild. Andiamo a raderci. Beh, è evidente che lascia poche speranze al pelo. Bene anche il passaggio lubrificato. Molto bene, guardate, un solo passaggio. Io spero che possiate godere del risultato del taglio. Domenica che barba. Lame giapponesi non lasciano alcuno spazio all'interpretazione. Il monolama sono rasoi abbastanza rari e quindi se ne trovate uno compratelo e provatelo. Assomigliano ai multilama di plastica che usate, in realtà chiaramente non lo sono, ma hanno un lato solo che taglia, come vedete questo rasoio non ha questa parte che lo farebbe diventare un devil edge. Bene, e saluto anche l'amico Fabrizio Fulvio, saluto Davide, saluto Fabio con e senza la barba, Mirko Falà, Luigi dal 13, siete sempre voi, siete sempre una garanzia. Ecco, io al primo passaggio non dico che si può considerare concluso, perché non è vero, perché non è così, e andrà avanti a fare il secondo. Nel frattempo, velocissimo, la pugilatrice turca, che era quella specie di Fabrizio Corona che ha pestato la palermitana Carina, ha vinto l'oro, quindi l'ha fatto per tutte le donne. La Turchia ha fatto un grande risultato olimpico, non solo lei è il tiratore con la mano in tasca, ma comunque, bando alle considerazioni, evidentemente meritava l'oro. Molto brava, molto forte, soprattutto molto muscolosa, è riuscita a portare l'attenzione oltre ai risultati, scusate, sportivi, anche al gossip. Avete visto Jimbo Tamberi ieri piangere dopo il salto in alto fallito di 2,20 m, non mi ricordo cosa dovesse saltare, perché è saltato giù dalla barella, un'altra colica renale. Ieri Yoriche che ha detto: io non voglio dire niente, ma secondo me in quelle condizioni non doveva neanche provarci, pazienza, perdi un'occasione, merita di metterti a piangere sul materasso. Queste scene di nuovo d'Italia che si commuove, prima la pugilatrice suonata del transgender, questo che non riesce a saltare si mette a piangere, ci avete anche rotto i coglioni, basta, è un pianisteo continuo. Oggi forse finiscono le Olimpiadi, l'ultimo giorno, quindi Dio piacendo, Parigi vede calare il sipario su questo evento contestatissimo, più per le vicende extra sportive, a cominciare dall'apertura dei Giochi Olimpici, della manifestazione dove sono sorti meme di travestiti che pisciano nei bagni in piedi coi tacchi, delle cose senza senso, perché insomma, poi il popolo di internet non ha riguardi, niente, non si riesce a occupare a nient'altro che di fregnacce, portare tutto in ridicolo. Hanno trovato invece una ragazza 29enne mummificata in un appartamento del centro storico di Genova. Lo riportava il Fatto Quotidiano, ma insomma dice: ma quanti vengono trovati morti, nessuno ne parla. Beh, io ne parlo perché la sorella giovedì non la vedeva da un pezzo, è andata a suonare, a vedere carabinieri, pompieri, sfondano la porta,
frequentava brutte compagnie, ma non si sa se sia morta per l'abuso di sostanze o perché gli sia successo qualcosa di peggio. Non risultano segni di violenza, però queste sono le morti incredibili. Mi date voi, immaginate trovarvi voi in una situazione del genere, non ci si pensa mai. Come non pensano i veneti di cosa voglia fare Zaia, anzi lo sa benissimo. Il governatore Luca Zaia del Veneto vuole chiedere 50 milioni di nuove tasse per farsi la pedemontana, che è quella sorta di autostrada di collegamento dei suoi distretti agroindustriali, far diventare il Veneto una regione più importante. 50 milioni sono tanti, ma tanti i veneti hanno gannoli sgay, non state lì a lamentarvi troppo, tanto li avete, se li avete guadagnate onestamente, che a parte di case negli anni 80-90 li avete rubati non pagando le tasse e approfittando della liretta per esportare all'estero i vostri manufatti. Questo non vale per tutti, ma nella mia opinione tirateli fuori, così vi fate le vostre belle stradine, si lavora con nuove infrastrutture, qualità nelle strade, nella sicurezza. C'è da rifare questo paese, rimetterlo in piedi, quindi ben venga la tassazione, soprattutto perché io non vivo in Veneto. Quindi andiamo avanti. Piccolezza, i pini di Cecina. Allora, Cecina è questa cittadina in cui vivo, che sempre ogni giorno sulle prime pagine o le ultime pagine dei giornali, tipo questa fregnaccia di quotidiano che si chiama Il Tirreno del gruppo Gedi, fa parte di quei giornaletti che qua comprano ancora perché si leggono dal bar in spiaggia tutti unti con i bomboloni, pezzi di bomboloni, sai le dita unte, quelle che toccano, poi prendi il giornale in mano toccato da 5.000 persone che tra olio solare e crema rendono il giornale ingestibile. E non vi voglio leggere l'articolo, ma questi 7 pini sono stati tagliati ieri, in quanto la piazza Carducci diventa anche del Pratone, la piazza dei bambini, luogo storico, una corona di pini secolari. È stato privato di 7 alberi tagliati perché ammalati, perché si inclinavano. Hanno chiamato un agronomo, hanno studiato le pendenze, hanno detto questi sono pericolosi, anche perché 3 settimane fa ne è cascato uno rischiando di ammazzare qualcuno. Quindi per sicurezza hanno segato 7 pini secolari, che è già una follia. In Giappone quando è così li salvano, li trapiantano, li mettono in sicurezza. Qua prendono e tagliano per traverso. Ma la cosa peggiore che hanno addebitato alla malattia questo genere di necessario abbattimento, quando invece l'impresa che ha realizzato i lavori della piazza, è già finito 2 mesi fa, non è stata imputata di quello che ha fatto, ma per rifare la pavimentazione ha tagliato le radici ai pini e sono crollati. Quindi il comune non ha il coraggio di agire contro l'azienda che ha preso 400.000 euro per rifare la piazza. E quindi sono 7 pini in meno ombra, meno storia, natura che viene uccisa, città che vengono devastate, quindi teniamoli d'occhio. Io non mi stancherò mai di essere un pungulatore, un sobillatore, uno che va a rompere i coglioni a sta gente, perché non possono agire in questo modo. Mentre chi ride di più è Bonnet, che per il 3° mandato presidente di Generali, la sua società ha fatto l'anno scorso 2 miliardi di utile, attenzione, quindi molto bene, se avete intenzione di investire con loro state tranquilli, perché sono dei macinatori di utili. Vado a radermi, vado ancora a mettere un po' di crema mentre finisco la breve lettura. Prendo ancora un po' dalla vaschetta, eccola qui, dammi un po' di acqua, un po' di umidità. E abbiamo Sinner che esce dai social. Sinner è vittima della più famosa tonsillite, che l'ha tenuto lontano dai campi rossi di Parigi, quindi niente Olimpiadi. Ha cominciato anche a prendere da qualcun altro ieri, so che deve aver perso con qualcuno, quindi non è che la stella si sia ormai spenta, però lui ha detto che non legge più niente di quello che dicono i social di lui, quindi un più grande campione multimilionario ormai a 23 anni, quanti ne ha? 24, esce dai social, manda tutti a stendere, e quindi ha deciso in maniera anche abbastanza intelligente per la sua salute di giovane di allontanarsi dal mainstream che lo stava evidentemente disturbando, infastidendo. Mentre abbiamo Salt Bae, eccolo qua, manina col sale, quello che appariva in Turchia ai suoi ristoranti, compresi nei più grandi paesi ricchi frequentati da miliardari, insomma, dove vendeva le sue bistecche a 450 euro con conti al ristorante da 1500 euro, aprirà a Roma a Piazza Augusto Imperatore, che per chi non lo sapesse è una piazza che si affaccia sull'Arapacis, nel lungotevere di Roma, nel centro di Roma. Vediamo se Roma gli darà credito, vediamo chi e quando andrà a spendere nel suo ristorante queste cifre indegne, perché si tratta di indegne per qualunque essere umano, anche per chi va a mangiare con soldi rubati da altri, perché una persona che vive e campa del suo lavoro non dà a Salt Bae 1500 euro per un pranzo, io non credo. Renzi sogna ancora Zingaretti? Pare di sì. Renzi, dopo aver preso la scoppola alle europee con il suo amicone Calenda, che saluto amichevolmente perché lo considero comunque un politico che nella sua visione completamente fantasiosa rimane un politico intelligente, e comunque Renzi vuole rientrare nel PD, e Zingaretti ha detto beh insomma
una mossa intelligente, stanno cercando di tirarsi sulle braghe. Poi ha visto Renzi che il risultato del PD non è stato male alle europee, quindi dice piuttosto che prenderlo in culo da solo preferisco unirmi a qualcuno andando a farmi riaprire la porta da quelli che ho rottamato. Fece cadere il governo Conte nel 2021, però Conte infatti non lo vuole perché non si fida, mira il dito come dice Redronni, no, niente, quindi campo largo, chi lo sa, questi sono i tormentoni estivi. Contropelo, zona Baffi, Black Hawk 2, Lama Kai, Giappone in attesa del grande terremoto Earthquake 4,8 di scala Richter ieri, con alcuni disastri nel paese nipponico. Aspettano la grande scossa che devasterà tutto e sta facendo scorte di alimentari. Se voi vi lamentate che nella vostra casa di San Felice a Cancello in provincia di Caserta fa caldo, la vostra seconda casa la lasciate da vostro zio che l'ha comprata e non l'ha mai curata ma ve l'ha lasciata in eredità, ecco, pensate che c'è un terremoto che devasterà il Giappone, quindi non vi lamentate, ristrutturate magari e godete, se non vivete in zona sismica, della stabilità delle vostre abitazioni. Bene, terminata la carrellata andiamo all'estero. L'IDF, le forze armate israeliane hanno bombardato a Gaza una scuola, 98 morti tra cui molti bambini. Israele sostiene che fossero in quella scuola nascosti dai terroristi. Sapete che Hamas usa le scuole e gli ospedali nei cui sotterranei vengono infrattati i loro terroristi, i loro capi del terrore, no? Quindi questo ha fatto che non pensarci due volte. Purtroppo la morte dei bambini è un dramma, e non solo quello dei bambini, ma quello dei bambini in particolare, quindi brutto momento per l'equilibrio. Anche Tajani, che è sempre preoccupato, è sempre accigliato con queste cravatte al caldo, lo vedi, è sempre incravatato, però devo dire. La Meloni è scomparsa, Giorgia Meloni è sparita dopo le europee, si vede che sui social media manager, sui capi della comunicazione hanno detto meglio che tu non ti faccia più vedere. Salvini ha smesso di parlare del ponte, non si sente più, niente papette, niente gin tonic, niente mojito, e quindi è rimasto Tajani che ogni tanto accaldato, preoccupato per la crisi, ha paura che scoppi il finimondo in Medio Oriente perché ci sarà una ritorsione, mentre si attende ancora dalla volta settimana scorsa, che doveva essere il 5 agosto, non è stata la controffensiva dell'Iran dopo l'attacco sempre dei caccia israeliani. L'Ucraina invade Kursk, paese sul confine, bruttissima notizia anche questa, è stata buttata per rispondere al fuoco dalla Russia verso l'Ucraina una bomba termobarica da 500 kg sulla testa dei soldati. Kursk, ricorderete anche il nome di quel sommergibile che nel 2001 affondò con 150 marinai. Il paese seguì con apprensione questo momento in cui i suoi soldati morivano soffocati dentro un sottomarino a 400 metri di profondità. Adesso la dico per dire, ma comunque una profondità enorme. E questa città torna oggi all'onore delle cronache, quindi si rinfocola. E soprattutto si rinfocoleranno le bollette del gas, perché è risalito dai 40 euro che era diventato il valore giusto, siamo tornati ai prezzi di novembre, quindi riaumenteranno le bollette del gas. Adesso che finirà l'estate, tornerà l'inverno, guarda caso la speculazione di questi cani che governano in questi mercati globali delle materie prime, attraverso la pelle di chi va a morire in guerra per queste cose, ma non voglio buttarla in polemica. Mentre Elon Musk ha dato del nazista Starmer, primo ministro neoeletto inglese, per le vicende delle soppressioni nelle borgate, nei sobborghi delle città inglesi, che ha sedato con la forza le manifestazioni anti-islamiche. Quindi Musk entra a piedi uniti nel dibattito politico del Regno Unito, lo fa a modo suo, chiaramente per una questione chiaramente di visibilità, ma insomma lasciamo che i fatti si possano palesare. Mentre vado per il terzo passaggio, io direi che di sì, anche perché qua abbiamo già gli occhiali da figo. Io non ho ancora fatto il concorso, quindi sono ancora in fase di strutturazione delle regole, ma arriverà anche questo con i benefici del fresco che speriamo possa arrivare a breve. Mentre andiamo a preparare allora il terzo passaggio, inumidendo un po' il viso, così poi ci butteremo in un po' di lettura. Peschiamo ancora con il nostro pennello Omega 100% tasso un po' di crema. Bene, meglio perché il viso rasato e umido permette, suggendo prodotto, di dare sicuramente una stesa di crema V for Vendetta
per prepararci all'obliquo terzo passaggio che concluderà la rasatura e non la giornata con voi del bagno di casa, perché c'è ancora da fare qualche piccolo ragionamento di origine, di letture, ecco. In questo, mentre i The Colors imperversano, Italo Disco, andiamo a, con permesso, scusate, svuoto soltanto il contenuto della mia ciotola Fabergé, dove ripulisco e dove immergo il nostro pennello, il nostro rasoio, scusate, tra una passata e l'altra. Saluto anche Luca che si trova in Puglia, nella Valle d'Itre, in Trullo, in mezzo alla campagna, tutta la mia comprensione, anche per la pazienza, ha un po' la voglia di viversi quel bel posto, in realtà con un caldo credo piuttosto infernale, ma è così, quest'anno va così. Bene, il rasoio scorre senza esitazioni, terzo passaggio. Abbiamo sempre la parte del mento, che è quella che va curata di più. Bene. Io ritengo questo rasoio degli spigoli molto vivi e riesci a usarlo per le finiture dove spesso in questa fase rimangono delle presenze aliene. La cassa dritta, qualcuno mi spieghi cos'è la cassa dritta, dopodiché io sarò un uomo felice, vado a sciacquare con abbondante acqua, ma sì, vado a sciacquare, sì. Allora io volevo però prima di sciacquare portare la vostra, io voglio fare una piccola prova che magari non mi riesce, non la voglio fare. In edicola ho trovato questo mensile che si chiama Il Corsaro della Sera. Questo nasce in Friuli, nasce a Udine, è Udine centrale nelle pagine di questo giornale, fondato da Marco Belviso, poliedrico personaggio della controinformazione friulana, ha avuto anche lui delle vicende per avere parlato a ruota libera sul suo blog e sul suo ibenpensanti.eu, e quindi qualcuno si è un po' incazzato, ma insomma quel modo di farsi sentire a costo di essere oggetto di querele, quindi è indipendente, irriverente e stupefacente anche, dice qua, no? Qua è il secondo anno, numero 30, ora mi piacerebbe capire come fanno a essere usciti 29 numeri, scusate, in 2 anni, che di mese ne ha 24, ma comunque andiamo avanti. Il taglio è sicuramente per l'identità italiana, contro un certo tipo di tolleranza verso gli stranieri, è inutile dirlo. Allora, mentre in Italia i sindaci di sinistra si tolgono le scarpe davanti all'imam, in Africa i nostri sacerdoti vengono decapitati e bruciati vivi. Chiaramente a Cecina, che stranamente si trova un giornale di questo genere, nessuno compra questi prodotti, dei qua di sicuro non sono così orientati a destra. Abbiamo però le 2 firme principali che si porta dietro Belviso, che sono il filosofo Diego Fusaro, in prima pagina, a proposito di proibizionismo, sempre in Friuli dove bevono, che va bene, senza vino niente civiltà, e parla di Vannacci invece Marcello Veneziani, un uomo per tutte le stagioni della destra, della cultura di destra, che non scrive soltanto sul Corriere, chiaramente sul Corsaro della Sera. In ogni caso cosa ci dice Diego Fusaro? Apprendo che a Udine è stata introdotta una surreale misura proibizionistica in materia alcolica. Mi pare a dirla tutta una scelta del tutto sbagliata per 3 ragioni fondamentali, che subito annuncio, soffermandomi soprattutto sulla terza, da che la ritengo la più importante. Primo punto, il proibizionismo è storicamente una misura inefficace e dovrebbe essere ormai un dato acquisito e alimenta soltanto un'economia parallela. Poi fa un lungo escursus sulle altre 2 ragioni che non vi voglio leggere, ma riprende poi in terza di copertina, adesso non so dov'è che Fusaro riprende a parlare, ma voglio leggervelo perché è interessante. Fusaro è, sapete, un filosofo che ha fatto della sua cultura un momento di sfondamento del pensiero unico, soprattutto del pensiero unico della sinistra, e si dice che per l'etica greca, oltretutto per chi non beve, il difetto non meno dell'eccesso è un vizio rispetto al giusto mezzo e all'aurea medietà, sicché, come dicono i toscani, non solo chi abusa del vino, ma anche chi se ne astiene è condannato alla perdizione ed è destinato a essere colpito senza pietà dalla mania inviata da Dio. La mania. Cos'è la mania inviata da Dio? Non dal Dio, non lo so, comunque bevete, non preoccupatevi. Qua si parla di Vannacci, il gladiatore, che
fine farà? Dice sì, è stato eletto nella Lega, dice Veneziani, ma la sua posizione è piuttosto anomala, disorganica rispetto al partito, non solo per le ostilità che ha raccolto tra molti esponenti della stessa Lega, anche perché sapevano che li avrebbe surclassati nelle preferenze. La sua capacità di raccogliere voti anche tra coloro che altrimenti non sarebbero andati a votare è legata al suo ruolo di vendicatore solitario del popolo. E quindi ci sono i tre fondatori del movimento, sono questi signori attovagliati in un bar del Friuli, abbondantemente sempre ricchi di libagioni, e si chiedono anche loro, questo è proprio Fabio Filomeni, e si dice che questa iniziativa di portare avanti Vannacci è nata dalla Calabria, e men che non si dica ha finito per coinvolgere migliaia di cittadini in tutta Italia, da Messina a Trieste. Ognuno di loro in cuor suo avrebbe sperato un bel giorno di vedere il loro Beniamino impegnarsi in politica, ma nessuno avrebbe mai immaginato che la cosa potesse andare così in fretta. Mentre l'altra pagina, sempre a proposito di guerra contro la islamizzazione dell'Italia, che qua sono incazzati questi qua, la Sharia esiste ufficialmente in Italia, si insinua nei contratti matrimoniali dei cittadini musulmani registrati negli uffici comunali. Questo lo dice il neodeputato Anna Maria Cisint, denunciando la presenza di leggi islamiche. Eccola qua. Quindi vedete il taglio di questo giornale settimanale che può piacere. Delinquenza in aumento, che fare? Poi sempre Diego Fusaro come risponde al desiderio di legalità che Marico Belviso riporta nel suo giornale. Dice: la delinquenza, dice Fusaro, potrebbe sotto questo riguardo intendersi come il neoliberismo continuato con altri mezzi. Una seconda non trascurabile causa mi pare da ravvisarsi nell'aumento endemico della miseria, il che è vero, questo è verissimo. Chi non ha più nulla non ha nulla da perdere e non ha più nemmeno validi motivi per rispettare l'ordine vigente. Connessa a questa ragione vi è sicuramente la questione dell'immigrazione di massa, quindi disperati i quali giungono in Europa in condizioni disumane, vivendo sulla propria pelle l'esclusione e l'emarginazione, reagendo nelle poche ortodosse vie della delinquenza. Qua alcuni preti uccisi nella scia dei massacri jihadisti dalla prima pagina. Mentre, andando avanti, interessante dal punto di vista pubblicitario questa manifestazione che si è tenuta sabato 27 luglio, ormai roba vecchia, di 3 settimane fa. Vedete qua, chiusura dei centri di accoglienza, riprendiamoci l'Italia, più sicurezza per i profughi, info. Questa è una pagina, ore 19 a Udine in via Carducci. Quindi qua questi vanno avanti a sprombattuto e hanno anche un seguito, quindi se volete seguirli potete vedere la ciurma che sono i collaboratori di questo giornale. Ne segnalo uno di essi, di cui ho letto un pezzo, che ha scritto per il Corsaro questo Piccadilly Bar, racconta una scena tipica di un uomo che attende in una certa età, una persona non si capisce chi sia. Questo giornalista si chiama Andrea Spessotto, eccolo qua, che scrive libri, scrive pezzi, scrive, è un giornalista, uno scrittore, definitelo come volete, ma soprattutto scrive perché suo figlio, affetto da una malattia rara, ha avuto un trapianto di cuore, ha perso l'uso della vista e delle gambe, quindi lui scrive per suo figlio. Quindi comprate anche solo il giornale per dare una mano a questo Spessotto, questo giornalista, padre soprattutto di un bambino. Lui parla che nel tavolino davanti al mio lui si siede a prendere un cappuccino, un cornetto con la crema al pistacchio, e dice: io non mi sedevo mai nei bar trattenendo perché mi spiaceva occupare tavoli troppo a lungo essendo io una persona sola. Insomma, nel tavolino davanti al mio c'era un signore di mezza età, indossava un maglione marrone di lana pesante, uno di quelli che ultimamente usano in pochi, forse perché la temperatura è salita, forse perché la moda è cambiata, jeans e una scarpa da ginnastica della Nike che anch'essa sembrava datata. Poi arriva una ragazza che descrive molto carina, venente, con una sciarpa al collo, dei fuso neri infilati dentro gli stivali, anche loro neri. Insomma, questo uomo che l'attende, molto più vecchio di lei, spazientito, quando arriva quasi non la guarda, le offre un succo di frutta miserevole, poi lì se gli è caduto lo sguardo sotto il tavolino, lei cercava con questo uomo molto più anziano di lei di intenerirlo, di farlo suo, e lui se ne è fregato e risponde Spessotto: cosa avrei fatto io con una ragazza simile, in una situazione del genere? E lui dice: se l'avessi rivista in quel bar io l'avrei chiesto di sedersi al mio tavolino, l'avrei fatta ridere e le avrei offerto un bicchiere di vino e gli avrei detto: come fai a stare con quel coglione? Io per quel piedino sotto il tavolo sarei impazzito. Ecco, questo è il pezzo molto così rilassante e anche un po' divertente di scene che potete vedere nei locali in Italia, nei bar dove si incontrano persone che si conoscono in rete, magari, che vivono i loro momenti di vera o presunta tenerezza. Mentre andiamo prima a sciacquare, poi prenderemo in mano il foglio
Eccomi qua, beh, rasatura perfetta. Come sapete il risciacquo deve essere molto ben fatto, perché dovete far sì che le cellule morte che avete rimosso con la vostra rasatura possano lasciare il vostro viso, lasciandolo sempre un po' umido, come mia regola. Asciugamano oggi non è color torto, è un altro prodotto delle tessiture italiane, forse pakistane, non lo so. Andiamo a riprendere. Mi vedo a volte chiaro scuro, ecco, scusatemi se a volte non imposto, diciamo, l'esposizione della mia Lumix in maniera adeguata per farvi godere, ma più che altro anche, non è tanto un bel vedermi, insomma, più che altro. Quando eravamo nella zona nord mi chiamavi fra, i fiori te li fumavi tutti tu, 5 cellulari nella tuta gold, ecco, siamo rimasti a questo. Questi sono i momenti che siamo costretti a vivere. Non trattarmi come una bitch così, come dice Mahmood. Allora, prendiamo il foglio, prima pagina abbastanza intensa, vignetta di Macox, Flavio Briatore, a proposito degli scioperi dei balneari, sciopero a metà, guardate, lo diceva anche il Tirreno, faccio come gli strilloni, ve lo ricordate, quel giornale, eccolo qua, ne parlava, balneari, sciopero, legge Bolkestein per lo sfruttamento delle coste, hanno chiuso gli ombrelloni molti bagnini, in realtà poca partecipazione. Flavio Briatore ha detto: lei ha scioperato? Sì, ho scioperato 2 ore, dalle 7:30 alle 9:30, e l'altro, la voce fuori campo, gli fa: e com'è andata? E che cazzo ne so, dormivo. Quindi Briatore non fa nessuno sciopero, si stava solo riposando, il giusto sciopero che Landini non fa. Qua il foglio parla del più grande sostenitore dei diritti dei lavoratori metalmeccanici, della società, un sindacalista sempre sulla cresta dell'onda, ma che incredibilmente, pur occupandosi dei lavoratori, non si occupa dei loro diritti. Benissimo, non si occupa di quello che dovrebbe, e quindi non si occupa del paese, non si occupa dei risultati dell'occupazione, pur trovando molto tempo per occuparsi di politica, di referendum, di premierato, di autonomia, di Jobs Act, di fascismo, di 25 aprile, di derive autoritarie, ha scelto, va detto in modo coerente, di non occuparsi della prima emergenza degli italiani, che pure dovrebbe interessare i lavoratori, e che finge di rappresentare i salari. Per l'appunto i salari in Italia sono un problema, e lo ha ricordato anche il governatore Panetta, che nelle sue considerazioni di fine anno a maggio ha ricordato un dato importante, che si parla di redditi orari che in Italia sono crollati oggi inferiori di un quarto a quelli di Francia e Germania. In termini pro capite il reddito reale disponibile delle famiglie è fermo al 2000, sono 24 anni che abbiamo reddito fermo e inflazione che fa aumentare i prezzi, mentre Francia e Germania da allora è aumentata di oltre un quinto. Quindi questa è la presa, anche qua non vi dico per cosa, degli italiani rappresentati da personaggi di dubbio gusto come Maurizio Landini, Sant'Anchea Panama, i balneari in sciopero, Fratelli d'Italia la scarica, dice: la mia percezione è che l'adesione allo sciopero dei balneari sia stata bassa, dice il foglio Daniele Sant'Anchea. Ma non possiamo perdere, non è per questo che vi voglio prendere del tempo, la prima pagina non è granché. Molti commissari del governo straordinari sono parte del governo Meloni, i supereroi di Meloni sono più di 80, questo ha piazzato 80 amici nei posti giusti. Queste sono le piccole cose che non si leggono, che uno le trascura, invece questa è la realtà della gestione del potere. Di questo abbiamo già parlato. Il campo largo, vabbè, allora il terzo step, la terza stazione dei circoli che Michele Masneri sta frequentando, questo è il circolo di Orbetello, dove Giuliano Amato, quello vedete, nel 2000 quindi aveva 70 anni, sì, può darsi, 84 ne ha, no, 60 anni aveva qua, esattamente 2 anni più di me. Questo Giuliano Amato in grandissima forma ancora oggi, che ha presieduto il circolo del tennis di Orbetello lungo le mura antiche, dice, un circolo un po' spartano, niente di che, ma soprattutto è il progetto, si parla di Capalbio, dove l'Aurelia è sempre centrale. Tutti i circoli, guarda caso, di cui ho parlato sono quello di Roma, quello di Forte dei Marmi la scorsa settimana, e di Capalbio, Pescia Romana e Pescia Fiorentina, che sono i 2 comuni, perché tu non stai a Capalbio, stai o a Pescia Romana, che è nel Lazio, o a Pescia Fiorentina, che è in Toscana. Pescia Romana però da sul mare, Pescia Fiorentina da sull'interno, quindi sono 2 situazioni piuttosto diverse, ma soprattutto i circoli sono tutti nel Lazio, perché è Roma centrica l'Italia, quindi i romani si spostano sul Tirreno perché vivono sul Tirreno, non sull'Adriatico. Questo è il motivo per cui è inutile cercare, ci saranno anche circoli VIP anche nella zona di Riccione, Rimini o anche di Termoli, non lo so, ma l'Adriatico, il Tirreno, scusate, la fa da padrone. Qualche anno fa ci fu un effimero Frecciarossa, si parla di chi frequenta la costa in quella parte dell'Argentario, che faceva Roma, Capalbio, Argentario, Forte dei Marmi.
Dice Masneri, mai viste tante car shoes e tante Financial Times a bordo di questi treni. Pesce romano e pesce fiorentino ne abbiamo parlato, ci dice addirittura che c'è qualcuno che ha queste case che confinano tra Lazio e Toscana, un pezzo di giardino nel Lazio e un pezzo di giardino invece si trova in Toscana. Tutto il litorale laziale però su e giù da Sabauda all'Argentario soffre. Quest'anno non c'è grande turismo, forse a causa anche di qualche piccolo problema economico. Vedete un po' voi, c'è anche una classe media che si muove, mica soltanto i ricconi che hanno 10 pensioni come Giuliano Amato, quindi ha problemi a pagarsi gli affitti in queste zone ancora un po' vippose per quello che resta. Chi non ricorda, il finanziere Massimo Caputi, Giacaranda, Caracciolo Falk, Marco De Benedetti e Nicola Maccanico, ex amministratore delegato di Cinecittà e figlio del gran comì Antonio, indimenticato ministro delle partecipazioni statali. Poi abbiamo Edoardo Teodorani Fabri, che è nipote di Gianni Agnelli. Sono i personaggi che si muovono ancora in questo milieu. È tutta una situazione frastagliata, metafora un po' dello sbandamento a sinistra, anche se, ribadiamo, Capalbio a sinistra non lo è più. Infatti nell'ultima tornata Fratelli d'Italia ha preso il 41%, quindi è tutto cambiato, anche questa sinistra radical chic tosco-laziale. Alcuni dicevano a giocare proprio da Giacaranda, che ha costruito un bellissimo campo a Garavicchio, una tenuta storica, il famoso giardino dei Tarocchi in quella zona, si trova, comprato dal principe diplomatico Filippo Caracciolo, papà di Marella, Carlo e Nicola negli anni 70. Proprio il compound caracciolesco generò a cascata il successo di Capalbio, meta turistica riflessiva, tutto il mondo di Repubblica in scia, al principe editore Carlo, da Eugenio Scalfari in giù, prese casa qui. Questo ricordate, tra gli anni 90 e il 2000, il più snob amano appunto il centro Oasis di Pescia Romana e dice delizioso veramente, dicono le signore tutte così molto emozionate per queste location che frequentano abitualmente. E se Pescia Fiorentina è boscosa e cipressosa e collinare, sulla sinistra dell'Aurelia andando verso la capitale, Pescia Romana ridruata capalbiese, tra svincoli e distributori di benzina sembra Texas, con un certo brutalismo cementizio. È stato fatto uno sconcio anche lì. Poi c'è una pizzeria vicino al Circolo Oasis, niente di che, ma non il Crazy Pizza di Briatore, si dice, insomma una pizzeria ben però quotata su TripAdvisor. E poi si va a parlare appunto di Giuliano Amato. Il campo dice un po' in pendenza, però qua andando a Orbetello si parla appunto che il circolo più celebre è proprio quello presieduto dall'ex ministro e capo del governo, che è stato vicepresidente ordinario ad onore, scusate, e anche effettivo. Lui ha 86 anni e non lo diresti mai, è presidente onorario del circolo, arriva con la sua scorta discreta e viene subito mangiato da molti vecchietti. Il circolo ha un'area molto spartana e non è certo un posto lussuoso. Poi è stato sponsorizzato dal Monte dei Paschi di Siena, da Banca Tema, con le banche del territorio. Però lui dice che nel 1995 ci garantirono la sponsorizzazione, dice Amato, parlando del Monte dei Paschi naturalmente, ma ci chiesero di essere gli unici, così il nostro destino è rimasto legato a doppio filo a quello della banca. E c'era anche un premio da $100.000 nel Challenger di Orbetello. Tu immaginate cosa non succedeva in quegli anni, ma con queste cifre siete voi ad aver affossato il Monte Paschi, dice in maniera un po' irridente il nostro giornalista. Si parlava che sono passate di qui la Schiavone e anche Flavia Pennetta, tennista e campionesse. L'iscrizione non costa molto, diciamo che il canottiere a Niene costa di più, qui viene €120 all'anno più la tessera della FIT, quindi niente di avvicinare. Le panatta gli dava del pallettaro a Giuliano Amato, lui si era preso che il pallettaro è colui, saluto anche Fulvio che conosce bene l'ambiente, e dice pallettaro io lo rifiuto. Un pallettaro vuol dire uno che rimette la palla alta contando che l'altro poi la sbagli. Vabbè, questo è un po' irriverente. Dice che i radical chic della parte di Capalbi, quelli che vanno al mare con la mazzetta dei giornali sotto il braccio, non dico come faccio io non vado in spiaggia con i giornali, ma insomma un po' li porto dietro, non vorrei passare per radical chic, ma questo interessante affresco ti fa capire anche la fisionomia di come cambia anche il vipponismo del sud della Toscana. E un pezzo di Fabiana Giacomotti sul profumo antico, sulla Paglieri di Alessandria, molto poco interessante, quindi lo salta a pie pari, ma quello che volevo sottolineare e non farvi perdere è l'affresco per l'appunto di Lino Iannuzzi, scomparso pochi giorni fa, ve lo vedete, ruberò 2 secondi
questo pezzo, la seconda puntata, la prima uscita ieri e poi continua, perché sono 2 pagine e continua anche nei prossimi giorni. Si parla degli americani arrivati a Napoli durante la guerra, dove sono stati visti dei guaglioni smontare in 3 giorni un carro armato, questo anche perché dice nessuno vedeva polizia municipale, che non guardava nulla, si poteva comprare un funzionario di polizia incrinando la sua, diciamo, onestà con una mozzarella, quindi immaginate la fame a Napoli per cosa si vendevano per far finta di non vedere. In quella Napoli era quindicenne Lino Iannuzzi, intraprese la carriera di studente universitario, si dedicò con sincero entusiasmo allo studio della chimica organica e dell'istologia. Però ben più redditizie erano le sedute di anatomia, cui Lino prendeva parte con particolare profitto, poiché l'istituto funzionava benissimo, perché potevano contare, visti i tempi, su un continuo ricambio di cadaveri, quindi insomma in quel tempo, in guerra, immaginate, quindi si divertiva come un matto. Tuttavia furono gli unici. Il motivo lo spiega oggi lo stesso Iannuzzi, in cui disse mi ruppi i coglioni, quindi mollò l'università e pur essendo il più piccolo di un gruppo di accademici in cui il tabacco, l'alcol e il ballo sfrenato erano un po' diciamo i leitmotiv di queste riunioni giovanili, lui essendo però il più piccolo si associò rapidamente al leader universitario, riuscendo così a schivare le angherie riservate alle matricole, perché i goliardi ne facevano vivere di tutti i colori, tipo il nonnismo nelle caserme. Uno di questi riti era inflitto allo sventurato, si chiamava il papiello e consisteva nell'acchiappare le matricole e trascinarle in pizzeria, denudate e pittate, obbligarle a pagare il conto mentre gli aguzzini intonavano canzoni oscene. Altro denaro Lino lo recuperò al Teatro San Carlo, dove fu ingaggiato come comparsa nella Ida, quindi ha fatto anche un po' di teatro per guadagnare qualcosa. La sera si andava al cinema, specie nella Sala Roma, questo sempre a Napoli. Lino prova un po' di nostalgia per Giorgio Bocca e anche intenerente dice io mentre mi divertivo come un matto a portare il cibo mentre gli americani liberavano l'Italia, e la voglia travolgente di rinascere e di divertirsi, lui faceva il partigiano sulle montagne, poveretto, dà un po' dello scemo a Giorgio Bocca. Si parla di Glenn Miller che suonò al ridotto del San Carlo, fu nel 1944 in un concerto alla grande, poi Glenn Miller ripartì con un aereo alla volta di Londra, e dove tenne un concerto, e fu l'ultimo purtroppo, perché da Londra ripartì verso Parigi, si inabissò nella Manica colpito per errore dalla contraera britannica, e Napoli lo seppe dalla voce di Misha Kamenetsky. Chi è Misha Kamenetsky? Vado correndo su questo pezzo che se volete vi posso girare. Misha Kamenetsky è il nome conosciuto come Ugo Stille, che ricorderanno un po' gli attenti lettori dei giornali, e che Misha, nato a Mosca ma cresciuto in Italia, si era scelto quando fuggì in America dalle leggi razziali, quindi per non farsi riconoscere si diede un nome italiano. A Napoli gli venne affidato il compito di organizzare la nuova Radio Libera e lui ordinò un gruppo di ventenni alle prime armi. C'erano Raffaele Capria, Peppino Padroni Griffi e Francesco Rosi e altri nomi del cinema italiano, dico io dell'arte italiana. Su di lui esercitavano più fascino per attività come la lettura, il gioco delle carte e il consumo degli alcolici, che hanno anche solo il pregio di presupporre una certa vocazione alla sedentarietà. E c'era la versione genetica, qua si ritorna a parlare di Iannuzzi chiaramente, non di Ugo Stille, per il GUF, la Gioventù Universitaria Fascista, tant'è che lui fondò un movimento con degli addetti che chiamò, lo dico subito, l'Ordine del Pesce Alato, e qua si parla di goliardia. Fecero finti assalti a San Marino, anzi veri assalti anche a Trieste, si organizzarono soprattutto in un albergo quando ci fu una riunione per fondare l'UNURI, Unione Nazionale Universitaria della Repubblica Italiana, all'Hotel Brufani di Perugia. In quella fine del 1948 successero 2 cose incredibili. Innanzitutto l'hotel andò a fuoco, perché questi appassionati di scherzi e di fuochi d'artificio avevano costruito un sistema con il quale un malcapitato, senza saperlo, salì in ascensore per andare nella sua stanza quel giorno all'Hotel Brufani e diede la via alla Stura una serie di bombardamenti, di fissioni di razzi e di trick-track che diedero, lui dice, il nostro Iannuzzi solo qualche bruciacchiatura, in realtà prese fuoco l'albergo, successe un finimondo. Ma soprattutto venne chiamato questo Agostino Greggi, democristiano che divenne celebre per l'irriducibile anti-abortismo, che appena eletto presidente dell'UNURI, venne chiamato a rivedere il bilancio e pagare i danni, che quantificò in qualche decina di milioni dell'epoca, qualche decina di milioni di lire nel 1948, devastato un albergo.
Per Iannuzzi disse una cifra terroristica, giustamente. Comunque, al di là dei roghi e delle ragazzate, quelli furono i giorni in cui nacque il nuovo modo di fare vita sociale e politica nell'università, dopo l'oscurantismo di 20 anni passati con il braccio teso. Corro a bomba perché avete visto, girando la pagina, Marco Pannella con la sua immancabile Gouloise in bocca, qua in avanzata età. E un giorno fra di loro si aggirava un ventenne col cappello della goliardia che, flaccido, gli calava sul naso. Lino peraltro odiava quei cappelli, li aveva sempre odiati perché almeno al nord ne indossavano di feltro, ritti e orgogliosi, mentre al sud no, al sud circolavano quelli di velluto e con l'uso, non necessariamente l'abuso, sfiorivano afflosciandosi sui visi emaciati dei ragazzi. Lino da tempo meditava di abolire l'accessorio e la sciatteria del ventenne lo rafforzò nelle sue convenzioni. Quindi quest'uomo, che era Marco Pannella, appunto vestiva calzoni troppo corti e una mantellina sdrucita che arrivava a stento al fondoschiena. Era uno spilungone magro, tutto pensavo fuorché di trovarmi davanti all'uomo che avrebbe affossato l'Unione Goliardica. Questi chi era? Per l'appunto Marco Pannella. E alloggiavano in pensioni dell'epoca borbonica, con all'entrata i cartelli di divieto d'accesso alle puttane, perché le donne erano sempre in questi consessi protagoniste. E avevamo genitori contadini che non si erano risparmiati una sola privazione nella prospettiva di vantare un figlio dottore. E vado a concludere. Gli Iannuzzi e gli altri pianificarono per l'appunto l'invasione della Jugoslavia. Gli studenti triestini giudicarono l'idea assolutamente geniali, incaricarono la matricola di recuperare le divise da bersagliere, figuriamoci. L'attimo di incredulità, questa è una cosa interessante che teorizza Iannuzzi, che racchiude in questa sua regola tutti gli scherzi goliardici che ha fatto nella sua vita, e di approfittare dell'attimo appunto di incredibilità. Che cos'è, spiega Iannuzzi? Se una burla è congegnata nei particolari ed eseguita con destrezza, le vittime non sospettano la carne valata e vivono qualche secondo di stupore da cui sono immobilizzate, ed è esattamente il tempo sufficiente per svignarsela e scampare alle ritorsioni. Si racconta che per dimostrare la bontà della sua teoria, Iannuzzi sia entrato in chiesa durante una funzione, abbia attraversato l'intera navata e giunta all'altare si sia rivolta ai fedeli per aprire l'impermeabile e mostrare loro tutta la sua empietà. Se voi avete capito di chi stiamo parlando, altro che immaginare 5 cellulari nella tuta gold, tu ne fumavi la metà. Questi erano uomini che hanno fatto la cultura italiana la loro poliedrica personalità. Ma adesso dobbiamo andare necessariamente trovando nello scaffale un fondo blu, un fondo perché blu è un'acqua velva dei 100 anni, made in America, made in the United States, ice blue, una secchiata di fresca ghiacciatura del viso, vedete, va utilizzato a schiaffi senza timore di riempirvi tutta la maglietta, ma soprattutto badate a restituire al vostro viso, che si è prestato, e lo ringrazio, a questa giornata di rasatura alla mia telecamera, preparandovi a una giornata che si preannuncia rovente. Quindi questo fresco ve lo faccio rivedere in blu, di cui potete leggere le caratteristiche se volete in descrizione, mi conduce ai momenti dei saluti, e mentre lasciamo che il dopo barba termini, concluda una bellissima rasatura in compagnia di tutti coloro che ringrazio per la pazienza che dedicano ai miei video, mi godo questo momento di fresca ossigenazione, lasciando che nel bagno si diffonda un profumo da barberia di acqua pendente, oppure se volete andare da qualche altra parte, anche in provincia di Palermo per esempio, se volete in qualche luogo molto caldo. Vi saluto, vi ringrazio, una buona domenica da Andrea, e da domenica che barba!